Purtroppo a questo punto qua sì, nel senso che non c'erano altre vie. Il dramma è come siamo arrivati a questo voto plebiscitario e qual è la prospettiva. Questo è il vero tema, perché siamo arrivati qua perché costretti da una mancata vigilanza da parte di Banca Italia, della Consob e dei revisori dei conti, perché anche su questo va fatta una profondissima riflessione. Siamo arrivati qua perché qualcuno evidentemente ha voluto non dire la verità sul valore reale di quel titolo, e la cosa che forse mi fa ancora più male è che sono state vendute queste azioni o obbligazioni convertibili, sono state vendute come certezze magari a pensionati che hanno affidato alle banche tutti i loro risparmi. Allora, se si dovesse ravvisare che a questi risparmiatori non è stata detta la verità, chi ha fatto questo deve pagare con i propri beni, e questi beni devono essere usati per risarcire chi ha perso tutto. Ecco, senta, di oggi la presentazione della fusione della banca di credito cooperativo dell'Alta Padovana con quella di Roma. È un altro pezzo di Veneto che se ne va, e anche qui se ne va perché c'è stata un'incapacità gestionale assoluta, dopodiché a me non piace, e lo dico in maniera molto netta, c'è stato subito di fronte a questo cataclisma bancario e finanziario, la prima cosa che si è fatto è stata quella di dire è colpa della politica, che poi vuol dire tutto e niente, nel senso che è un'entità astratta che non ha nomi e cognomi. Invece qua i responsabili ci sono e vanno trovati, vanno cercati e vanno puniti. Perché altrimenti, se noi continuiamo di fronte a questi temi, di fronte a queste criticità, ad avere l'atteggiamento del panico, cioè siccome non so cosa fare, io che magari ho avuto delle responsabilità do la colpa all'altro. No, qui c'è un CDA, c'è un'assemblea dei soci, c'è un management, ci sono dei direttori generali, ci sono nell'ambito societario, c'erano dentro Confindustria, tutte le associazioni di categoria. No, signori, qualcuno avrà preso delle decisioni che oggi hanno portato a questo, e questo vale per tutto il sistema creditizio veneto, e quindi prima di tutto guardiamoci in faccia senza problemi, senza paura, e chi ha le responsabilità se ne deve assumere. Non è che puoi assumerti responsabilità solo quando le cose vanno bene e quando guadagni magari 30-40 mila euro al mese, no, te le assumi anche quando le cose vanno male.